La curva ormai da giorni continua a salire. Nella provincia di Treviso si sono registrati 1199 positivi nelle ultime 24 ore, portando a 8674 il totale delle persone attualmente positive nella Marca. Sotto controllo i ricoveri ospedalieri, anche se la situazione dei contagi viene costantemente monitorata. Siamo in una fase di transizione da quella che era la pandemia, con le sue onde, le sue ondate, a quella che sarà una presenza endemica, ma che si presenterà con delle onde che speriamo nel tempo siano onde digradanti, come quelle di un sasso in uno stagno, ma però ci vorrà qualche anno a far sì che si normalizzi la situazione. La nuova variante Omicron 5 è molto più contagiosa delle altre. Una capacità diffusiva enorme, è un po' più "buona" tra virgolette rispetto alla possibilità di determinare effetti pesanti, ma tutto questo anche grazie ai vaccini, e poi stiamo scontando un po' un rialzo fisiologico legato alla libertà che ci siamo guadagnati e che è giusto averla in questo momento, no? Perché la situazione epidemiologica era buona, ora in salita. È chiaro che se ci baciamo, abbracciamo, cantiamo insieme, diamo occasioni a questo virus così più contagioso di ringalluzzire un po'. Queste ondate si susseguiranno nel tempo con rialzi dei contagi e poi dei cali. È probabile appunto che ci sia una crescita. Già da 3 settimane assistiamo a una tendenza in salita, nell'ultima settimana un più 58% nel numero di casi rispetto alla settimana precedente, quindi siamo nella fase espansiva. L'attenzione va tenuta alta e non bisogna mai abbassare la guardia. È giusto che non ci sia più l'obbligo della mascherina, ma usiamo le mascherine come gli occhiali da sole, se serve in situazioni di affollamento, e soprattutto usiamola se siamo soggetti fragili o persone che assistono soggetti fragili e che quindi possiamo così evitare di infettare chi ci sta vicino. Ecco, questo deve essere l'elemento. Con questo virus dovremo convivere e questa è una certezza. Un messaggio da dare ai cittadini è quello di dire: pretendiamo, ecco, dai propri medici curanti, se siamo persone fragili, l'utilizzo immediato, se cadiamo nella malattia, dei farmaci antivirali, perché questi possono fare la differenza per evitare ancor di più quella quota di casi gravi che ci sono ancora.